Mi chiamo Leonardo De Locu. Io sono Valerio Sirno e insieme a una danzatrice che si chiama Hélène Gauthier abbiamo fondato un collettivo che si chiama DOM e veniamo tutti e tre dalle arti performative, chi più dal teatro, chi più dalla danza, e insieme ci stiamo dedicando da anni al lavoro in urbano, quindi nell'esplorazione della relazione tra il corpo e il paesaggio. Sì, DOM l'abbiamo fondato nel 2013 e a volte ci piace dire che è come se fosse un lungo discorso sul paesaggio, quello che stiamo facendo, cercando di risemantizzare la parola paesaggio, quindi farlo uscire dalla dimensione bidimensionale di un quadro davanti ai nostri occhi, ma più pensare fare lo scarto di come il paesaggio è un insieme di forze del quale l'umano è un pezzo di questo ragionamento insieme a tutti gli altri elementi che compongono il paesaggio. E il nostro lavoro è quello di tradurre questa visione in pratiche di lavoro, che a volte sono esplorazioni nella città, a volte sono performance più vicine alla dimensione del teatro. Una cosa che ci è molto cara è quella della creazione dei percorsi all'interno delle città. La nostra creazione di percorsi da un certo punto in poi è diventata una vera e propria drammaturgia, infatti la chiamiamo drammaturgia spaziale, perché diventa un montaggio di spazi. L'uomo che cammina è un viaggio di 3 ore e mezza circa dentro la città di Cagliari, dentro un percorso molto scritto, molto deciso, quindi appunto una drammaturgia di spazi, come diceva Valerio, e il pubblico in un gruppetto di 15 spia, segue da distante il viaggio di quest'uomo dentro la città. Non c'è una storia, nel senso che non c'è una narrazione, non si capisce chi sia quest'uomo, non ci sono, appunto, non si dispiega una storia, si dispiega, come dire, un frammento di vita di una persona che vediamo di spalle, e attraverso i suoi occhi incontriamo Cagliari, incontriamo una Cagliari che non è quella dei monumenti, non è quella dei tragitti ordinari della città, una Cagliari probabilmente più nascosta, più sotterranea, ma anche con un portato di vita forse più evidente, che salta più all'occhio e ai sensi. Ecco, per certi versi quello che proponiamo al pubblico è un esercizio di 3 ore e mezza in cui li invitiamo ad un'apertura dei sensi, che non è soltanto dello sguardo, ma è appunto anche dell'olfatto, dell'udito, e è un esercizio d'attenzione in cui lo spettacolo lo vedi se ti metti dentro questo gioco, e a quel punto tutto entra a far parte della visione, tutta la vita che si dispiega nella città entra dentro il campo dell'occhio dell'uomo che cammina e diventa parte dello spettacolo. Abbiamo scelto Alberto Massazza come uomo che cammina. Questo è una cosa che ricorre spesso nei nostri lavori, nell'uomo che cammina, nel senso che scegliamo una persona adulta, sì, e che nel corpo abbia quel paesaggio che poi attraverseremo con lo spettacolo. Quindi scegliamo una persona del luogo. Alberto è un attore, uno scrittore, un musicista, e ci è sembrato subito perfetto per la stratificazione che Alberto ha. È una persona che ha molti mondi dentro, e questo contribuisce all'ambiguità che vogliamo che la figura dell'uomo che cammina abbia. Non è una figura lineare, una figura sfaccettata, ambigua. Sempre capitato che sia un uomo di spessore intellettuale, magari non un eroe nel corpo, quindi che non emana una dimensione eroica, anzi probabilmente un antieroe, però in cui senti che c'è una testa, un pensiero che lavora molto. Poi il lavoro è molto fisico, perché siamo tutti chiamati a camminare in quel momento, però questa stratificazione che l'uomo che cammina ha con sé, che abbiamo trovato in Alberto, diventa un elemento fondamentale per restituire la complessità del tempo presente, insomma, che è sempre dentro la contraddizione, mai nella chiarezza, insomma, mai nella linearità. E il ruolo dell'uomo che cammina, quindi del protagonista, è proprio quello di non essere protagonista in qualche modo, è quello di sottrarsi e di farsi veicolo per la visione del circostante, per la percezione di tutte le forze che regolano il circostante. Il lavoro è debuttato la settimana scorsa, abbiamo fatto 2 repliche sabato e domenica, e riprenderà da mercoledì a domenica. Il luogo di partenza è la stazione ferroviaria di Cagliari, da mercoledì al sabato alle 16 e domenica alle 15.
quindi per chi si volesse aggiungere in camminata Vi aspettiamo.